Ben trovati al nostro consueto approfondimento del martedì dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parliamo di ambiti di intervento in neurochirurgia e quindi parleremo di quando si va dal neurochirurgo, parleremo di tumori cerebrali, di tumori vertebro-midollari. Lo faremo in compagnia dei miei ospiti. In studio con me il dottor Giuseppe Canova, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno, ben trovato dottore. Buongiorno a lei. Do il benvenuto anche al dottor Roberto Zanatta, responsabile dell'unità spinale all'interno dell'unità operativa complessa di neurochirurgia al Cafoncello. Grazie, Buongiorno e ben trovato. Allora, vorrei cominciare da lei, dottor Canova, facendo un'introduzione molto generale sulla neurochirurgia, appunto quali sono gli ambiti di interesse e di che cosa vi occupate. La neurochirurgia è una delle branche della medicina forse un po' più recente, ma che sicuramente ha avuto negli ultimi anni un enorme sviluppo grazie e soprattutto agli grossi progressi tecnologici che ci sono stati. È una chirurgia estremamente complessa e delicata e per questo motivo si avvale di tutta quella che è la tecnologia più sofisticata a disposizione. È facile riuscire a confondere gli ambiti neurochirurgici con gli ambiti prettamente neurologici. La distinzione è quali sono le malattie che si possono curare con i farmaci, quali sono le malattie che non rispondono ai farmaci e possono avere la necessità di una rimozione chirurgica o quantomeno di un trattamento chirurgico che modifica l'andamento della malattia. Ovviamente ci sono degli ambiti fra la neurologia e la neurochirurgia in comune. Ci sono alcune malattie degenerative del sistema nervoso centrale, quale ad esempio il Parkinson, che può giovarsi nelle forme più estreme di un trattamento chirurgico che serve, stimolando determinate aree del cervello, ad inibire quelli che sono i disturbi prevalenti del morbo di Parkinson. Ma analogamente ci sono malattie degenerative tipo l'emiballismo, tipo la corea, cioè tutte quelle malattie che portano delle anomalie nel movimento del paziente, le demenze. Sicuramente quelli che sono attualmente gli ambiti più di interesse sono appunto il Parkinson prevalentemente e le malattie discinetiche si chiamano, cioè quelle che comportano un'alterazione nei movimenti. Poi ci sono degli ambiti molto comuni, cioè ad esempio l'ambito tumorale può prevedere un trattamento esclusivamente farmacologico, quindi chemioterapico, gestito dalla neurologia, ma anche trattamenti combinati, quindi chemioterapico e chirurgico, e prevalentemente in questo caso la chirurgia, diciamo, fa la parte da leone perché quanto più si riesce ad essere radicali nella rimozione della malattia, tanto più facile è poi che possa rispondere a terapie farmacologiche, quindi chemioterapiche o radioterapiche, perché spesso le terapie vanno in combinazione. Lei ci ha portato, dottore, questo schema che ben riassume quali sono le patologie di interesse del neurochirurgo, della neurochirurgia e quelle della neurologia, che come abbiamo capito non sono la stessa cosa. Certo. Ci sono alcune patologie descritte che hanno un asterisco, ecco, quelle sono le patologie di interesse comune, cioè che possono essere trattate in combinazione fra noi e i neurologi o che possono avere dei trattamenti successivi, prima di uno poi dell'altro e viceversa. Come vedete l'ambito neurochirurgico è estremamente vasto perché si va dalle patologie craniche, quindi intracraniche, tumorali, vascolari, malformative, alle patologie della colonna vertebrale e del midollo spinale, alle patologie dei nervi periferici, quindi l'ambito di interesse neurochirurgico è estremamente ampio. È prassi che qualsiasi disturbo che ha qualche riferimento al sistema nervoso, sia cerebrale che vertebro-midollare, comunque periferico, abbia dei necessari passaggi di valutazione e uno fra questi sicuramente, fra i primi, ovviamente è la valutazione neurologica. Sarà poi il neurologo a stabilire se la patologia può essere di interesse prettamente neurologico o anche neurochirurgico, in questo caso
indirizzarla a noi. Certo. Com'è strutturata l'unità operativa complessa che lei dirige all'interno dell'ospedale Ca' Froncello di Treviso, dottor Canova? Dunque è strutturata in unità semplici e quindi ogni ambito, tumorale, vascolare, spinale, ha un responsabile, un referente primo. Ci sono ovviamente anche all'interno dell'equipe delle specificità, quindi ci sono dei chirurghi che si occupano primariamente di alcune patologie piuttosto che di altre, alcuni che riescono a compensare la carenza facendo un po' di tutto, però sostanzialmente la estrema variabilità e complessità degli interventi che facciamo impone delle super specializzazioni e per questo motivo appunto ognuno dell'equipe ha un suo ambito prevalente. Poi però ovviamente si è un po' costretti a fare di tutto, anche perché non ci sono solo le malattie, ma ci sono anche le forme traumatiche, la traumatologia, e essendo prevalentemente una chirurgia d'urgenza, ovviamente devono essere in grado tutti di poterla affrontare. Specializzazioni che servono anche per i piccoli pazienti che voi trattate, i pazienti pediatrici, dottor Canova? Abbiamo anche la neurochirurgia pediatrica sotto di noi, sì, certo. Per fortuna le patologie pediatriche non sono frequentissime, purtroppo la sensazione che ci sia un incremento delle patologie oncologiche, tumorali nel bambino, purtroppo ce l'abbiamo. Per fortuna in compenso si sono ridotte negli anni le patologie malformative dei neonati, quindi alla nascita, tipo la spina bifida, tipo l'idrocefalia, oppure le malformazioni craniche, certo. Scafo, trigonocefalia, turicefalia, insomma ci sono tutta una serie di malformazioni craniche che possono essere trattate, che per fortuna un pochino si sono ridotte, ma ci sono sempre. Dottor Zanatta, lei invece è responsabile dell'unità spinale, che cosa si fa all'interno di questa unità? Guardi, l'evoluzione tecnologica ha necessariamente portato a una, come diceva Canova, una super specializzazione e anche diciamo che l'avvento di nuovi metodi di chirurgia necessariamente, come la microchirurgia, la chirurgia mini-invasiva, eccetera, porta a la capacità di dover affrontare certe patologie in minor tempo possibile e con le abilità sempre maggiori. E la patologia della chirurgia vertebro-midollare, a differenza di quella cranica, ad esempio, si occupa anche di tutta la patologia degenerativa, che è la gran parte della patologia purtroppo che affrontiamo noi, che è quella che va dall'ernia alla stenosi lombare, alla malformazione, cioè alle scoliosi. E sono ambiti che vanno un po' ai confini fra l'ortopedia e la neurochirurgia. C'è da dire che la neurochirurgia spinale ha a poco mangiato un po' questo ambito all'ortopedia e si è fatta propria di certe patologie che inizialmente erano ortopediche. Pensiamo che queste patologie all'inizio erano quasi esclusivamente trattate dagli ortopedici, diciamo che tutte le strumentazioni ortopediche, di chirurgia per la patologia degenerativa sono state inventate dagli ortopedici, soprattutto in Francia. Comunque pian piano noi ci siamo un po' appropriati di questa patologia, che ovviamente risente un po' della patologia maggiore, che è quella neoplastica, che è quella a cui bisogna poi far fronte, e ne risente in che senso? Che bisogna purtroppo rinviare certi tipi di trattamenti per dar spazio alle altre patologie più importanti, che sono appunto i tumori, che a differenza però della patologia cranica, i tumori dell'asse vertebro-midollare riguardano sia l'osso, più l'osso,
che poi la parte interna che è il midollo o le radici o i nervi. Insomma. E poi insomma su questo faremo un approfondimento, ma una neurochirurgia, dottor Canova, che come abbiamo capito negli ultimi anni soprattutto ha fatto grandi passi in avanti, e questo soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, al dialogo con le neuroscienze. Le strumentazioni sono sempre più all'avanguardia, insomma molto è stato fatto, no? Sicuramente tantissimo, e soprattutto negli ultimi 10 anni. Ovviamente diciamo, il grande merito di questa evoluzione nasce dall'informatica, dalla capacità di sviluppare delle applicazioni o comunque l'utilizzo dell'informatica nei sistemi tecnici, quindi nelle nostre apparecchiature. Faccio l'esempio del microscopio operatorio. Adesso sono microscopi che hanno una gestibilità robotica che permettono, attraverso tutta una serie di filtri, di identificare farmaci specifici, ad esempio. Faccio l'esempio specifico: nei tumori cerebrali c'è la possibilità di utilizzare dei farmaci immunofluorescenti. Però l'immunofluorescenza non è vista ad occhio nudo, la si può vedere solo attraverso dei filtri. Questi microscopi hanno la possibilità di, utilizzando questi filtri appunto, di farci vedere nell'ambito di un tessuto cerebrale che è isomorfo, cioè che ha una difficile differenziazione fra un tessuto patologico e il tessuto normale, di farci vedere appunto la malattia ben distinta dal tessuto cerebrale sano. E questo è un altro grosso passo avanti. Grossi passi tecnologici sono stati fatti anche nell'anestesia. Ad esempio adesso c'è la possibilità, da alcuni anni c'è la possibilità di risvegliare i pazienti durante l'intervento chirurgico, e questo ci permette di affrontare tumori in aree critiche, tipo l'area del movimento, l'area della parola, monitorando momento per momento che disturbi il paziente ha in base a quello che noi stiamo facendo, e questo ovviamente ci permette di fermarci se cominciano dei disturbi gravi, di modificare le nostre strategie appunto in funzione delle risposte che abbiamo. Un'altra tecnica anestesiologica di grande aiuto, per esempio, si chiama fast track, cioè la capacità di utilizzare, di minimizzare il numero di farmaci utilizzati, in modo che l'intervento, una volta finito, consenta un risveglio rapido e privo di effetti collaterali, o minimizzando gli effetti collaterali dell'anestesia per il paziente. Questo permette un risparmio in termini di tempi, di degenza in riabilitazione post-operatoria, quindi insomma sicuramente grossi aiuti. Poi la tecnologia si è sviluppata ad esempio nelle immagini real time, cioè noi come neurochirurgia di Treviso ci fregiamo del fatto di essere stati i primi in Italia a sviluppare un sistema di neuronavigazione. La neuronavigazione è uno strumento che, sulla base delle immagini radiografiche ottenute prima dell'intervento, ci consente di identificare una lesione profonda all'interno del cervello, quindi non visibile dall'esterno. E questo ovviamente riducendo i danni collaterali che si devono fare necessariamente per raggiungere la lesione. Ma questo ha un limite, e cioè si basa su delle immagini ottenute prima dell'intervento. Nel momento in cui noi accediamo al cervello, è una massa abbastanza morbida che quindi si sposta, e questi spostamenti possono rendere meno precisa, meno efficace l'efficacia del neuronavigatore. A sopperire questo, negli ultimi anni si sono sviluppate delle tecnologie applicate al principio Doppler, per cui con delle sonde ecografiche dedicate, diciamo, alla neurochirurgia, c'è la possibilità durante l'intervento di visualizzare masse profonde, di capire se quello che noi abbiamo tolto è sufficiente o ci sono dei residui, cosa che ovviamente le altre tecnologie non ci consentono. E in particolare a Treviso, grazie a Dio, per fortuna, anzi grazie a dei donatori
dei donatori che molto avranno generosi, la nostra certo, eterna riconoscenza, siamo riusciti a ottenere un ecografo di ultima generazione che sicuramente sarà un enorme aiuto sia per noi che soprattutto per i pazienti. E servirà per trattare che tipo di patologie, dottore? Si utilizza prevalentemente per le forme tumorali e per le malformazioni vascolari, sia in ambito cerebrale che in ambito midollare. Certo. E venendo ai tumori cerebrali, perché insomma anche questo è uno dei vostri importanti ambiti di interesse, cosa sono, come sono classificati? Iniziamo a entrare in questo grande tema. La classificazione dei tumori è estremamente complessa e negli ultimi anni, direi negli ultimi 5-6 anni, ha avuto un cambiamento radicale. Prima la classificazione si basava sulle caratteristiche cellulari dei tumori, adesso si basa sulle caratteristiche immunoistochimiche e quindi sulla genetica dei tumori. Questo perché si è visto che lo stesso tumore, facciamo un esempio del tumore maligno più aggressivo a livello cerebrale che è il glioblastoma, lo stesso glioblastoma può avere delle caratteristiche genetiche che lo rendono più o meno sensibile alle successive terapie adiuvanti, quindi la chemioterapia o la radioterapia. E questo in termini di possibilità di sopravvivenza residua, ma anche di qualità di vita residua, fa una enorme differenza. Quindi la classificazione dei tumori si è evoluta continuamente nel corso degli anni e ogni anno ci sono degli aggiornamenti. Sicuramente si possono dividere le due grosse fette, che sono il tumore maligno e il tumore benigno. Fra i tumori benigni i più comuni sono i meningiomi, i neurinomi dell'angolo pontocerebellare. Ci sono alcuni tumori che sono un po' di confine, tipo l'emangioblastoma o l'ependimoma. Poi ci sono tutte le forme maligne, medulloblastoma, glioma, strocitoma diffuso, strocitoma indifferenziato, glioblastoma, e là ci sono tutta una classificazione per ogni singolo tumore che, come appunto ho appena detto, può renderli più o meno responsivi alla chirurgia e alle terapie successive. Abbiamo un dato, dottor Canova, su quanti nuovi casi emergono in provincia di Treviso o comunque nell'ambito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana? Beh, noi a Treviso operiamo circa 200 tumori l'anno. Di questi, diciamo indicativamente, il 50% sono tumori benigni e il 50% tumori maligni, con la sensazione che ci sia un leggero aumento della casistica negli ultimi 3-4 anni. Non sono però impressioni suffragate da dati scientifici, cioè statisticamente non viene rilevato un effettivo aumento nazionale, diciamo, del numero di tumori trattati ogni anno. Stiamo parlando di tumori benigni e maligni? Io in questo caso parlo più specificatamente dei tumori maligni. I tumori benigni, tipo appunto i meningiomi e i neurinomi, sembra siano un po' incrementati, soprattutto le forme meningiomatose, ma anche i neurinomi, perché si è visto che c'è una correlazione con le onde elettromagnetiche. Non c'è un dato assolutamente comprovante, però l'impressione è che l'incremento sia collegato anche a questo e quindi all'utilizzo dei cellulari, purtroppo. Le cause, ce ne sono altre, sono note, che possono portare allo sviluppo di tumori cerebrali? Ci sono alcune, allora, come tutti i tumori, maligni o benigni che siano, c'è una forte incidenza di variazioni genetiche. Quindi c'è una predisposizione purtroppo familiare a questo, anche se non è detto che poi questo si traduca in un'incidenza all'interno della stessa famiglia di patologie maggiore che di norma. Però ci sono tante variabilità, non solo quelle genetiche, sono state considerate delle influenze anche alimentari,
dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento ambientale in genere. Dati certi comunque su fattori realmente determinanti non ce ne sono. Quindi potrebbero essere tanti fattori, ma non c'è una dimostrazione, un'evidenza scientifica che appunto dimostri che insomma queste sono le cause che possono portare allo sviluppo. Esatto, diciamo che il più delle volte ci sono delle associazioni di più fattori che possono favorire o meno lo sviluppo della malattia. Per quanto riguarda invece i sintomi, ci sono dei sintomi iniziali specifici? Come si può, se si può, riconoscere un tumore cerebrale in una fase iniziale, dottore? È giusto sapere che ovviamente il nostro cervello è diviso in due emisferi. L'emisfero destro domina la parte sinistra del corpo e viceversa. Questo perché lo dico? Perché ovviamente un tumore che si sviluppa nell'emisfero destro dovrebbe teoricamente dare prevalentemente almeno una sintomatologia sinistra e viceversa. A seconda però della sede dove il tumore si sviluppa, sia benigno che maligno, può dare una sintomatologia diversa che può essere di tipo motorio e quindi disturbi di movimento, alterazioni della percezione della sensibilità, clonie, cioè dei movimenti o delle contrazioni involontarie di un braccio, di una gamba o anche solo della mano, perché sono espressione di un'irritazione locale di una certa zona del cervello. Però altri disturbi possono essere disturbi della parola, tipo difficoltà di capire o di esprimere parole o concetti. La difficoltà di vedere bene, quindi di avere un campo visivo che sia ampio. Spesso ci si trova pazienti che hanno difficoltà nel vedere lateralmente e questi sono i tumori che si sviluppano nelle aree posteriori a livello della zona occipitale del cervello. Non stiamo parlando di episodi isolati, no, ma ovviamente di episodi insomma, che hanno una certa continuità nella quotidianità delle persone. Soprattutto che hanno una progressione, cioè i primi segni possono essere sfumati, possono essere non continuativi, non progressivi, possono essere alterni, però progressivamente diventano costanti e ingravescenti. Il disturbo occasionale non è mai espressione di un tumore. Abbiamo capito insomma, che capire i sintomi è comunque un po' complesso, come lo è allo stesso tempo capire le cause scatenanti. Si riesce invece a fare una statistica sull'incidenza e quindi se sono tumori che colpiscono più frequentemente il sesso maschile o quello femminile, se c'è un'età dalla quale poter prendere spunto, oppure insomma non esiste, insomma nelle casistiche sono molto varie? Mi fa una domanda un po' complessa, nel senso che le casistiche ci sono, diciamo che quelle che sono le informazioni più certe e più comuni sono ad esempio che i meningiomi hanno una prevalenza nel sesso femminile, perché sono tumori ormonosensibili, sensibili agli estrogeni, che sono appunto gli ormoni femminili, e quindi più facilmente si possono sviluppare nel sesso femminile. Che l'incidenza è prevalente per i tumori maligni fra i 60 e i 70 anni. Ecco, una cosa che pur non essendo evidente un incremento nell'incidenza delle malattie, quello che si è notato è un incremento di incidenza di malattie maligne nei soggetti più giovani. Quindi un abbassamento dell'età. Esattamente, questo sì. Poi alcuni tumori tipo i neurinomi dell'angolo pontocerebellare, che sono i tumori che si sviluppano dal nervo acustico, hanno una prevalenza compresa fra i 30 e i 50 anni ed è molto probabilmente legata ai fattori ambientali, quindi inquinamento acustico, l'uso del cellulare, eccetera. Prima di andare in pubblicità e poi di dedicare la seconda parte della nostra puntata ai tumori vertebro-midollari, lei ci ha portato questa immagine. Sì, vediamo qualche cosa di particolare qui? Qui c'è una panoramica un po' di tutti i tumori, di alcuni tumori che normalmente vediamo. Ad esempio quello che si vede in alto a sinistra
vediamo se riesco, quella grossa macchia bianca, ecco, quella grossa macchia bianca è un meningioma frontale delle docce olfattorie, si chiama, estremamente grande, e l'ho messo lì perché è un po' aneddotico. Spessissimo non si arrivava a fare una diagnosi di meningioma frontale perché dava disturbi soprattutto di tipo comportamentale, caratteriale, e frequentissimamente i pazienti psichiatrici venivano etichettati come tali mentre in realtà avevano un tumore in quella sede, e i meningiomi erano i più frequenti, di più frequente espressione. L'ho fatta vedere anche per le dimensioni, perché purtroppo i meningiomi sono tumori, per quanto benigni, ma che crescono molto lentamente, e proprio perché crescono lentamente non danno tanti disturbi subito, li danno quando ormai il cervello non ha più la capacità di sopportare la pressione che sta esercitando il tumore. E quindi spesso vediamo meningiomi veramente molto grandi. Però ce ne sono anche di piccole dimensioni, come quello che si vede subito vicino, che però è in una zona un po' infelice, subito sotto, che è quella piccola macchia grigio chiaro che si vede nella parte alta, eccola là, quella lì. Quello invece è un piccolo meningioma. Di fianco al piccolo meningioma c'è una metastasi. Che stiamo parlando di quella questo. lì, esatto. Di fianco a destra della metastasi c'è un tumore della ghiandola ipofisarica, si chiamano adenomi dell'ipofisi, e di fianco all'adenoma dell'ipofisi un tumore dell'angolo pontocerebellare, zona estremamente ostica perché ci sono tutti i nervi cranici che nascono in quella sede e che devono uscire dalla scatola cranica, e quindi ci si trova spesso di fronte a una rete di nervi che bisogna ovviamente preservare, che rendono l'intervento, la rimozione della malattia sempre molto molto complessa. Nella parte più esterna a destra c'è un ascesso che spesso si confonde con un tumore maligno, perché per le caratteristiche proprio diagnostiche e cliniche, ma anche per la sintomatologia che determina. Sopra quello è il classico tumore maligno, in zona... Parliamo di questo. Esattamente. E di fianco a questo invece nella parte centrale ci sono un tumore benigno del lobo frontale di sinistra, perché è giusto che sappiate che le immagini sono sempre speculari, cioè sono rovesciate, la destra è a sinistra e la sinistra è a destra. E per ultimo quella palla grigia un po' più scura è un tumore di una zona, si chiama quarto ventricolo, in corrispondenza del cervelletto. Ecco, quella è una malattia molto frequente nei bambini, di cui insomma abbiamo parlato poco fa, anche molti sono i vostri pazienti in età pediatrica. Insomma, abbiamo capito qualche esempio, qualche tipologia, ma insomma mi sembra di capire che sono moltissime, sono classificate in maniera precisa. Sì, questa è una carrellata molto, diciamo così, didattica, ma molto essenziale, perché in realtà poi la varietà dei tumori, delle caratteristiche sia anatomiche che di distribuzione, che di forma, eccetera, sono enormi. E le casistiche moltissime, certo. Allora, noi ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità, davvero pochi istanti, poi torniamo a parlare di tumori vertebro-midollari. A tra poco. Ben ritrovati in studio con il nostro approfondimento, quest'oggi dedicato ai temi della neurochirurgia. Abbiamo parlato finora di tumori cerebrali, dedichiamo questa seconda parte ai tumori vertebro-midollari perché, dottor Zanatta, è un altro grande ambito di interesse questo della neurochirurgia, perché la colonna vertebrale può essere interessata da diverse forme di neoplasie, è così? È così. Diciamo che, riprendendo un po' il discorso di prima, anche nell'ambito vertebro-midollare utilizziamo le nuove risorse che abbiamo a disposizione, cioè il microscopio operatorio, l'ecografo per stabilire se a livello di qualche tumore ci sono delle cisti o meno, e soprattutto in particolar modo il monitoraggio elettrofisiologico, che è quello che di fatto ci dà un'idea quando dobbiamo fermarci nell'atto chirurgico o possiamo proseguire.
il monitoraggio elettrofisiologico ci dà delle caratteristiche di onde che appunto ci dicono se l'impulso arriva al cervello o meno, o al contrario, se dal cervello arriva al midollo, e quindi ci dà proprio la possibilità di continuare un intervento che tanti anni fa avremmo dovuto sospendere perché per evitare gravi rischi al paziente. I rischi al paziente infatti sono molto pesanti perché si parla di paraplegia, si parla di danni, di quadriplegia, a seconda della sede dove è il tumore midollare. Le interrompo perché anche in questo caso abbiamo un'immagine. Anche qui possiamo vedere degli esempi di forme di neoplasie che riguardano appunto la colonna vertebrale, dottore? Sì, diciamo che a differenza della parte cranica, noi dobbiamo distinguere a livello vertebrale, cioè considerare la colonna come se fosse una scatola. La scatola ha un suo involucro e all'interno della scatola c'è un contenuto. I tumori delle vertebre midollari possono comprendere sia il contenente, cioè la scatola, sia il contenuto. Quindi si parla di tumori ossei, e tumori midollari e tumori che interessano anche ciò che esce dal midollo, cioè le radici che vanno poi ai muscoli. La maggior parte dei casi delle patologie tumorali o vertebrali sono metastasi. È una grande quota di patologia. La diagnosi ci aiuta perché abbiamo una diagnosi precoce con la risonanza, con la TAC, con l'angiografia. Sono questi gli esami principe che si utilizzano per l'indagine diagnostica? E per fortuna anche abbiamo un supporto, diciamo, da parte dei colleghi che possono essere il neuroradiologo o altri colleghi, che al primo sintomo, ad esempio della metastasi, che è sicuramente principalmente il dolore, non lasciano trascorrere il tempo, quindi fanno subito un'indagine precoce e quindi noi abbiamo la possibilità di trattarlo precocemente. Altri tumori ossei che molto importanti sono i sarcomi. I sarcomi sono dei tumori altamente maligni, ma noi proprio per decisione interna nostra non li trattiamo perché è giusto che vengano trattati su centri dove fanno esclusivamente specifici, certo. Quindi noi li riferiamo tutti a Bologna o a Milano, dove abbiamo dei nostri colleghi con cui collaboriamo. A volte andiamo addirittura a Bologna o a Milano a vedere l'intervento, però è giusto che certi tipi di tumori vengano trattati su centri in cui specializzati. Sì. Senta dottore, parlavamo dei sintomi poco fa, è il dolore il sintomo principale? Siccome nella maggior parte dei casi dei tumori vertebrali è la metastasi è a volte è destruente l'osso, quindi dà un crollo della struttura ossea, quindi provoca dolore, a volte invece è osteocondensante, quindi forma un osso molto più duro e provoca dolore per compressione delle strutture vicine. È diverso nel caso invece che si tratti di tumori midollari. Tumori midollari, tenga conto che il midollo ha un diametro di 1,5 centimetri, quindi lavorare su 1,5 centimetri di struttura è abbastanza complicato. I tumori che sono a livello del midollo frequentemente sono tumori come a livello cranico, che sono un po' al limite fra il tumore benigno e il tumore maligno, sono gli ependimomi, raramente gli astrocitomi, quindi sono pochi i tumori midollari che noi trattiamo. Però siccome lo spazio che ha il tumore per crescere è molto poco, i sintomi li abbiamo molto precocemente. Quindi si manifestano? Con sintomi neurologici immediatamente i tumori, perché danno distruzione delle cellule nervose, che sapete bene che le cellule nervose non crescono più perché hanno una fase di G0, sono in fase, si chiama fase G0 quiescente, e da lì non si replicano più e quindi danno disturbi neurologici come deficit, che può essere appunto o deficit completo della motilità o deficit solo di sensibilità. E il trattamento appunto di questi tumori implica appunto e grazie appunto alla capacità di avere
metodologie e tecniche di intervento innovative, di essere molto delicati nel sapersi fermare dove certo. è necessario. Senta, dottor Zanatta, come per i tumori cerebrali abbiamo detto che insomma, le cause non sono ancora ben dimostrate, non ci sono delle evidenze scientifiche. Nel caso dei tumori vertebromidollari possiamo fare lo stesso discorso, oppure c'è qualche evidenza in più? No, è lo stesso discorso, tranne appunto le metastasi, perché sappiamo che le metastasi hanno origine da un tumore primitivo e quindi necessariamente poi dobbiamo andare alla ricerca di un tumore primitivo. Noi tante volte facciamo degli interventi in collaborazione anche con gli altri chirurghi, ad esempio nei tumori del rene possiamo operare, l'abbiamo anche fatto qualche volta, con l'urologo, la parte urologica o nefrologica, l'asportazione del rene la fa il collega e noi poi proseguiamo con l'asportazione della metastasi ossea che nella gran parte dei casi viene asportata quasi completamente, insomma, per poi procedere alle fasi successive che comprendono la chemioterapia, la radioterapia, come nei tumori cerebrali. Le stavo per chiedere se il trattamento è principalmente chirurgico? Non sempre, diciamo che se nel caso, prendiamo il caso della metastasi, le metastasi ossee, se sono delle piccole metastasi, noi abbiamo anche la possibilità di usare una termolesione, cioè la termolesione per via percutanea, con un ago che ha una punta, un tip che provoca calore a una certa temperatura, tramite questa sonda si entra attraverso la cute, quindi poi nell'osso, e si provoca una lesione termica della piccola metastasi. Certo è che devono avere delle dimensioni contenute, altrimenti è necessaria poi l'asportazione. Poi fatto questo si crea un vuoto, cioè la cellula, il tumore muore e quasi sempre si inietta poi del cemento perché si crea un vuoto che ovviamente la natura vuole che non ci siano vuoti e per dare anche sostegno alla vertebra. Com'è il decorso post-operatorio di questi pazienti che si sottopongono al trattamento chirurgico di questi tumori, dottore? Dunque, bella domanda. Cioè, se l'intervento ha un certo grado di riuscita. Attualmente bene, nel senso che io mi ricordo, ci ricordiamo 35 anni fa, per qualsiasi patologia che era a livello vertebrale rimanevano ricoverati una settimana, 10 giorni, 15 giorni, insomma si usavano i busti, attualmente la mobilizzazione più precoce è meglio è. Quindi anche il secondo giorno, il terzo giorno dell'intervento. Certo. Diciamo prego, dottore. È facile che possano esserci dei danni correlati all'irritazione anche proprio dell'atto chirurgico di per sé, ma questo sia a livello cerebrale che a livello midollare. Fortunatamente il più delle volte sono disturbi transitori legati solo all'irritazione, quindi non a un danno diretto, e questi recuperano spontaneamente anche in tempi molto brevi. E poi purtroppo bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia la capacità di cura con i possibili rischi collaterali. E spesso si è costretti a lasciare malattia per evitare di creare dei danni maggiori, o se si riesce a togliere tutto si deve prevedere che comunque ci possano essere dei danni funzionali rilevanti, sapendo che in buona percentuale questi danni poi vengono rapidamente recuperati anche grazie alle riabilitazioni, ovviamente. Quindi i centri riabilitativi. I tempi non sono mai brevissimi perché ci vogliono sempre diverse settimane, addirittura qualche mese per poter recuperare completamente, però le prospettive sono spesso buone. Insomma. E credo siano anche soggettivi, no? Purtroppo sì, soggettive, correlate all'età, alle condizioni generali del paziente, quindi che non ci siano altre malattie che rendono, diciamo, lo stato di salute generale del paziente più complicato o meno, e quindi più responsivo anche alle terapie. Per quanto riguarda i tumori cerebrali, dottor Canova, cosa valuta appunto il medico prima di procedere con il trattamento e di che trattamento stiamo parlando, posto che abbiamo capito c'è un'ampia classificazione dei tumori cerebrali? Certo.
Allora, innanzitutto nell'ospedale di Treviso, come in molti ospedali peraltro, c'è un gruppo multidisciplinare che si occupa della, diciamo, presa in carico di questi malati, che si chiama GOM, o Gruppo Neuro-Oncologico Multidisciplinare, che ovviamente comprende neurologi, anatomopatologi, neuroradiologi, i neurochirurghi ovviamente, e questo è un gruppo che valuta i singoli casi nel momento in cui ci vengono proposti. Nella stragrande maggioranza dei casi il primo atto è quello chirurgico, al quale poi in funzione del referto istologico può seguire la chemioterapia o la radioterapia. Ci sono alcuni casi, sfortunatamente non moltissimi, che possono beneficiare direttamente di un trattamento radiante, ad esempio alcune piccole metastasi oppure lesioni seppur maligne ma comunque di dimensioni molto contenute o in zone particolari dove la chirurgia potrebbe dare molto più danno di quello che ci si può aspettare nella guarigione. Quindi in prima battuta si passa alla radioterapia. In questi casi la radioterapia diventa la prima scelta. Quasi sempre sono terapie combinate, quindi la chirurgia per ridurre o per cercare di togliere la massa, la chemio e la radioterapia per completare l'atto chirurgico. Ci sono alcune tecniche anche di radiazione particolari, ad esempio c'è uno strumento particolare di radiazione che si chiama Gamma Knife o Cyber Knife, sono due macchine simili, che permettono di irradiare una zona specifica in modo talmente preciso che vengono chiamate radiochirurgie. Ovviamente non ha niente a che vedere con la chirurgia, ma hanno appunto questa capacità molto selettiva. Funzionano per alcuni tumori, non per tutti. Ad esempio purtroppo non funzionano per i glioblastomi, funzionano a volte bene per i meningiomi o in sedi particolari, per i neurinomi dell'ottavo, adesso si comincia a farlo anche in alcune malattie vascolari tipo le MAV, malformazioni arteriovenose o negli angiomi cavernosi. È sempre comunque una scelta condivisa, quindi diciamo, la presa in carico del paziente deve sempre essere multidisciplinare. Senta dottore, sono sicuramente degli interventi chirurgici molto complessi, molto delicati, con appunto un grado di complessità notevole. Ecco. Come per tante altre patologie l'utilizzo del robot, dell'intelligenza artificiale può essere utile per la precisione insomma, che con questi strumenti all'avanguardia si riesce ad avere, anche nel vostro ambito è così? Allora, ancora in neurochirurgia la robotica non è entrata integralmente quantomeno, cioè non si utilizza ancora il robot per fare interventi. La robotica è sicuramente entrata nella tecnologia e quindi, come ho detto prima, nei microscopi operatori di nuova generazione. Non si sa ancora quanto l'intelligenza artificiale possa ancora dare allo sviluppo delle chirurgie in generale, oltre che della neurochirurgia. Abbiamo molte aspettative, cioè siamo abbastanza convinti che rivoluzionerà il nostro modo di operare, di gestire anche le malattie, perché sicuramente già adesso si sa che l'intelligenza artificiale può consentire delle diagnosi più accurate a volte, ma in alcuni ambiti e ancora non in tutti, più precise di quelle che può fare il clinico, soprattutto in tempi più rapidi. Poi però deve esserci sempre la capacità discriminante del medico, perché stiamo parlando comunque, per quanto sofisticate, di macchine.
per cui alcuni aspetti etici, caratteriali, genetici, cioè, o quantomeno come si dice, organici, ecco, del paziente, ancora ci vuole la competenza del clinico per poterli valutare. E anche la sensibilità, mi viene da dire. Sicuramente, soprattutto nell'ambito di una microchirurgia la sensibilità è necessaria, ma guardi, anche pur essendoci anche a livello midollare o spinale dei tumori benigni come il neurinoma o il meningioma, perché ci sono anche queste patologie, sicuramente noi ci avvaliamo anche della collaborazione soprattutto dei radioterapisti, perché ci sono certe patologie che con la radioterapia proprio si riducono notevolmente, quasi fino alla scomparsa. Penso anche ad esempio ai mielomi. Il mieloma è una patologia ossea che con la radioterapia ha un buon successo. Certo è che se il mieloma, che è una distruzione dell'architettura della vertebra, necessita di un supporto anche chirurgico, tante volte noi lo facciamo stabilizzando la vertebra, cioè mettendo delle strutture a riparo del canale, cioè mettendo delle viti e delle barre che possono sorreggere poi il carico vertebrale. E questo, insomma, una macchina, un robot non lo può fare? No, ci sono, a dire il vero, ci sono dei robot che aiutano l'inserimento, si chiamano delle viti peduncolari, cioè delle viti che vanno messe proprio su un particolare punto della vertebra. Però diciamo che è stato dimostrato anche che con l'esperienza tante volte la manualità supera la differenza. Supera i robot. Siamo quasi in chiusura, ma insomma abbiamo una telefonata, vediamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno signora, in diretta, ci dica pure. Sì, volevo chiedere per neurochirurgia quando un meningoangioma diventa da benigno tumore maligno e quando bisogna preoccuparsi delle dimensioni. Grazie per la sua telefonata, signora. Chi vuol rispondere? Risponde lei, dottor Canova. Allora, il meningioma viene classificato secondo 3 livelli di capacità di sviluppo. Le forme benigne sono il primo e il secondo livello, la forma maligna è il terzo livello. Non c'è la variazione da un livello all'altro, cioè se un meningioma nasce di primo livello resta di primo livello, se nasce di terzo livello maligno resta di terzo livello, ovviamente. Quando intervenire dipende dalla caratteristica che ha questo meningioma e dalla sede. Ci sono delle sedi nelle quali si consiglia di intervenire anche se il meningioma non è molto grande, ci sono delle sedi nelle quali invece si può aspettare per verificare se questo meningioma cresce effettivamente oppure no, perché si è visto non raramente che alcune forme di meningiomi tendono a svilupparsi fino a un certo punto e dopodiché si stabilizzano e non crescono più. A seconda della sede e dei disturbi che danno si può scegliere se mantenere un atteggiamento di osservazione, quindi attendistico, oppure pensare all'intervento chirurgico. Poi, come dicevo prima, ci sono alcune forme meningiomatose che per sede sono difficilmente raggiungibili chirurgicamente e in questi casi si può valutare l'opzione radioterapica. Perfetto, e quindi abbiamo risposto anche a quest'ultima curiosità, insomma, che è arrivata da casa. Il tempo a nostra disposizione è concluso. Io ringrazio il dottor Giuseppe Canova, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia al Cafoncello di Treviso, e il dottor Roberto Zanatta, responsabile dell'unità spinale di neurochirurgia all'ospedale Cafoncello. Grazie a voi di averci seguito da casa. Da Alessandro Granzera e Alberto Pivetta in regia vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.